Signori, non siamo qui per vendere, ma neanche per regalare. Io non sono un imbonitore di Porta Palazzo, però ricordo l'interpretazione dell'imbonitore di Porta Palazzo del grandissimo Beppe Muncalè. Questo pezzo conosciuto da molti, rifatto anche da molte altre persone, ma Beppe Muncalè lo faceva in un modo bonario, ironico, con un ritmo incredibile che potrebbe ricordare quello del moderno rap. Chi si poteva immaginare che Beppe Muncalè fosse l'inventore del rap piemontese? Incredibile, ma non era lui l'inventore. Gli inventori erano tutti quelle persone, quei venditori che nelle piazze, ma non solo di Torino, ma in tutto il mondo, in tutta Italia, le ho trovate anche in Indonesia queste persone, che per vendere le loro 4 cose comunque erano costrette a recitare una cantilena, a fare qualcosa di particolare per attirare le persone. Venite a sentire quello che ho da dirvi, vi farò un po' sorridere, ma intanto comprate queste cose che io sto denigrando, ma in realtà sono qui. Intanto nel ringraziarvi desidero vendervi o vendere al vostro buon cuore i miei compagni di questa sera. Federica Biribicchi al violino. Yves Rossignol al contrabbasso. Diego Zanetto, percussioni. Cuore, chitarra, arrangiamenti, Maurizio Verna. È un amico d'infanzia anagraficamente, un raffinato affabulatore, un cantante di giacca, da Andrate, Claudio Bovo. E allora consentitemi nel salutarvi di girare il cappello e farlo diventare da piemontese a rapper newyorkese in qualche modo, perché ci va per ascoltare Al Batteur.